come ci succede quando sogniamo, secondo me, tu puoi anche non aver capito niente di quello che ti è successo o che hai sognato, però quello che ti rimane e che senti proprio nelle viscere è l'emozione o la sensazione che hai provato. Non so, dici stanotte ho sognato una roba, non mi ricordo cos'era, però so che mi ha fatto stare bene, mi ha fatto stare male, mi ricordo cosa ho provato. E che secondo me è quello che passa da questo film in tutto, dagli attori, dalla trama, dal montaggio, dalle inquadrature, da qualsiasi cosa. Will you guys just slow it down and make it funky? Com'è, France? No, allora, chiariamo, il film Mulholland Drive fa cagare. Cioè, su questo non ci sono dubbi, si tratta di un film pretenzioso, confuso, penso che di tutto il progetto di Lynch possiamo considerarlo forse quello più debole. Abbiamo praticamente un Lynch alla fine della carriera che non sa praticamente... Ah, e questo è Doppelgänger. Bravi! Forse non siamo in inquadratura? Ci siamo? Bravissimi! No, vabbè. No, bisogna capirlo il film. Sì, bisogna capire il film, bisogna capire la... Non è assolutamente vero. Allora, bisogna capire la dualità delle cose. Gli opposti si attraggono, io e lui non siamo attratti, però... Guarda, mi siedo anche lontano, perché non ci posso stare con una persona così che dice che questo film è brutto. All'opposto, aspetta che arriva Carlo, allora mettimi lì, in quella sedia lì. Tieni. No, perché io non c'entro niente, sono venuto qua a fare lo sketch. Pagato profumatamente. Certo, in monete di Bitcoin. Cosa? Beh, allora... Prego. Ciao, benvenuti a tutti e a tutte No, ma se potevi stare qua. Ah, giusto. No, era giusto se stai lì, perché poi arriva Carlo e... Va bene, sì, si fa così. Siamo in tantissimi questa sera al dibattito di Mulholland Drive di David Lynch, bellissima occasione. Allora, questo è chi è per la prima volta qui stasera. Ok, non è vero, ci sono delle persone nuove comunque. Allora, questo è il dibattito, che non è un dibattito, è una discussione in merito al film, ed è un'occasione per noi di sparare cazzate e per voi di commentare il film. E questo prende il nome di Il film è finito. Ma prima, per chi se lo fosse perso, un piccolo messaggio da parte del regista. It's November 22. 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 And if you can believe it. And if you, it's a Friday once again. Grazie David. Che ci crediate o no, abbiamo speso 0 euro per avere questa intro. Yeah. Sì, è stato incredibile. Il film è finito e questo è il dibattito firmato da noi. Speriamo piaccia, insomma, questa è la piccola presentazione. È tardi, quindi faremo in fretta. Allora, parliamo di Mulholland Drive. Il regista
è David Lynch, e che non è l'essere perfetto perché ha girato Dune, il primo Dune. È l'unica macchia in una carriera praticamente quasi perfetta, mettiamola così. Come creatura è incredibile, è una delle mie persone preferite sulla faccia della terra e credo anche la vostra. È una speculazione. Non so, qualcuno lo conosce? Sì. Fatemi sentire la ula. Wow. Incredibile. Vabbè, ha fatto un botto di film, ha fatto un botto di cose, tra i quali, ha girato Dune, il primo, quindi non quello di Villeneuve, non parte 1, nel senso è stato il primo ad aver adattato Dune. È ossessionato dalla meditazione trascendentale, tant'è che ha creato una fondazione appunto per promuoverla. È un esponente dell'avanguardia del surrealismo, non si era neanche capito. È un canale YouTube dal quale abbiamo preso i video di prima, dove per anni, ma letteralmente anni, ogni giorno ha fatto uscire dei format chiamati "Quale sarà il numero di oggi?" e "Il meteo", dove praticamente, allora, in uno diceva semplicemente "Buongiorno, oggi è il data e il tempo è così". Nell'altro diceva "Oggi è data e il numero di oggi è", estraeva un numero dalla giara, il 10, fine video. E io sono andato a cercare nella cronologia dei video il 22 di novembre per tirare fuori, e ce n'erano un disastro, e vuol dire che l'ha fatto per un botto di tempo. Purtroppo non sta molto bene in questi giorni, da quanto abbiamo scoperto tramite Carlo Collanega. Ha fumato letteralmente troppo, da quanto dicono gli articoli che abbiamo trovato online, nel senso che fumava dall'età di 8 anni. Ah no, anche di Carlo. Un piede nella fossa? No, non ancora. Okay. Siamo tranquilli. No, stavamo parlando... sarebbe per il fumo. Ah, adesso ho capito, ok. No, David Lynch. Implementata. Sì. E ha fumato un botto e adesso gira con l'ossigeno, da quanto dicono. Probabilmente viviamo nella timeline in cui David Lynch esiste, ma nessuno di noi sarà mai in grado di incontrarlo. E questa cosa dispiace. Insomma, però andiamo avanti. Speravamo che non morisse proprio oggi. No, noi siamo entrati in quella fase di Genze in cui abbiamo i fondi, non è vero, però in cui potremmo avere i fondi per invitarlo. No, non è un caso, non è niente vero. Vabbè, è un peccato comunque. Andiamo avanti. Paf. Allora, poteva girare Il ritorno dello Jedi perché George Lucas, dopo aver visto Eraserhead, il suo primo lungometraggio, ha invitato, insomma, gli ha detto fallo, e lui ha detto no. Cioè proprio ha rifiutato e basta. Perché avrebbe dovuto farlo? Sono tornato indietro. Girato come voleva Lucas, no? Ma infatti, lui ha una filosofia particolare per quanto riguarda il dover dirigere le cose, nel senso che le dirige se le scrive lui, in pratica. A parte Dune, che è un caso... Esatto, appunto, il più grande fallimento della sua carriera, diceva. Può essere. Sì. Sì, diciamo di sì. Ok, è stato accompagnato, questo è un fun fact incredibile che arriva da un suo documentario del 2016. È stato accompagnato di stanze di Peter Wolf dei J. Gale, non so se qualcuno ha presente la band. Una band famosissima tra la fine degli anni 70 e gli anni 80. Comunque una band veramente interessante che è stato cacciato dall'appartamento perché era considerato troppo strano. E se Lynch considera strana una persona, mi vengono dei dubbi. Quindi non so, io mi sono ascoltato i J. Gale, effettivamente c'erano segni di squilibrio, ma non pensavo così tanti. È un flex essere cacciati di casa da David Lynch? Può essere. L'Oxford English Dictionary ha aggiunto nel 2018 il termine linciano al suo repertorio, e linciano è praticamente tutto ciò che viene considerato Mi vibra il microfono, non so perché. Ok. Questa cosa spero non venga registrata perché... È stato, vabbè, comunque linciano è un termine utilizzato per definire l'assurdo nel mondano, ecco, il surreale. Linciano utilizzato anche
A sproposito, A volte sì. soprattutto da gente come noi, tipo linciana questa cosa, magari Io ti stai bevendo sono una esperti Pepsi, di tipo, cinema, no? Stai questo. bevendo un caffè o linciano per questa roba, Voi incredibile. stasera il pubblico ci lincia per aver mostrato questo film. Forse. Tosta. Vabbè, Lynch fa di tutto, infatti nel canale YouTube si possono trovare anche dei brevi video dove ripara specchi, dove si ricucisce i pantaloni. È un essere umano interessante, ecco, mettiamola così. E doveva studiare pittura perché lui è nato come pittore, si è appassionato inizialmente, il primo approccio alle arti l'ha avuto così, e doveva andare a studiare pittura con, lo pronuncio correttamente, Oskar Kokoschka, che è un pittore, insomma, un artista affermatissimo di Vienna. Credo austriaco. Sì, doveva essere di Vienna, e è tornato negli Stati Uniti dopo 15 Meno giorni. male che non ha svoltato in Germania, perché fare il pittore in Austria e poi Sì, andare in esatto, Germania è non un il po' massimo, quindi- Immagina chiamare tipo, spero venga censurato David Lynch Führer, però non lo so. Vabbè, andiamo avanti. Ok, ho fatto la gag. Fatta anche oggi la battuta brutta. Ok, ha creato Twin Peaks, fatto più importante di tutta la sua carriera. Ho trovato la prima immagine che ho trovato in JPEG, perché ogni tanto me le salva in web e le devo convertire in un casino, quindi sono stato fortunato. Parliamo del film di questa sera, Mulholland Drive. Bellissima la foto oltretutto, super. Ce ne sono un botto, non me li ricordo. Allora, Mulholland Drive è la strada di Hollywood che divide la parte ricca da quella povera, che è anche un po' un'analogia dello specchio che si vede. Dalla San Fernando Valley, giusto, che è la parte più povera. Carlo ne sa di queste cose, quindi io lo ascolterei. Allora, Mulholland Drive doveva essere un prodotto per la televisione. Quindi quando è stato promosso e distribuito al cinema, Davide ha praticamente dato delle istruzioni ai proiezionisti su come proiettare effettivamente il film. Quelle sono le specifiche. Sì, praticamente, mamma mia, non riesco a leggere, sono cieco. Ma in due parole si può dire così, che Vai. sarebbe stato la proiezione, come dire, Era un canonica pilota, per il no? cinema è in 1,85, quindi vuol dire un pochino più stretta rispetto a come è stato girato il film, e quindi lui ha chiesto ai proiezionisti di fare in modo che non venisse tagliata la parte superiore delle teste degli attori, quindi gli ha chiesto di settare il film, cioè il mascherino di proiezione, in maniera tale da avere il giusto rapporto o quantomeno vicino. E poi ha chiesto, come hai scritto giustamente tu, di aumentare il volume, perché il sonoro, e ne parlavamo prima con Seba, è una parte fondamentale del film, gli dà una buona parte della sua vita, tant'è vero che la colonna sonora di, vogliamo dirlo, Angelo Badalamenti. Che riposi in Che è pace, quel signore che riposa in pace, che è quel signore che avete sputa visto il caffè. bere e sputare il caffè espresso. Perché giustamente se fai Badalamenti di cognome sei italiano. Sei italiano, se quindi bevi certo, l'espresso certo. fuori dall'Italia sei schifato. Quindi anche E questa sei mafioso. fun fact. E un altro fun fact che forse i più attenti di voi, le più attenti di voi avranno notato, è che il signore che sta a letto con la moglie del regista dentro il film, forse tu l'hai già scritto. Vabbè, allora non spoileriamo. Lo diciamo tra un secondo. Allora diciamolo Però- poi. Prima dobbiamo fare abbiamo un piccola aggancio per dopo. Esatto, una piccola parentesi prima. Naomi Watts, l'attrice bionda sostanzialmente, quella principale, la protagonista, la coprotagonista, mettiamola così, prima di girare il film era fuori, cioè nel senso era fallita, era un passo dal lastrico, stava per essere sfrattata, non aveva ruoli come attrice, e quindi rispecchia anche un po' quello che si viene a scoprire nella seconda metà del film, ovvero che si parla di un'attrice non decisamente, esatto, di piccoli ruoli non decisamente riuscita, e poi David Lynch è in grado di cambiarti la vita apparentemente. Vai alla Così andiamo prossima. avanti. Girava dall'inizio degli anni 90, quindi ha avuto la botta di culo Sì, alla
all'inizio del decennio successivo, quindi si può immaginare che... Oh, scusate. l'abbiamo L'amante detta, della moglie, scusate, del regista nella prima parte del film è interpretato dal papà di Hannah Montana, ecco, l'ho detto. E il gangster ovviamente interpretato da Angelo Badalamenti. E Rita, che non è Rita, ha avuto un incidente, cioè l'attrice che ha interpretato Rita, durante, mentre si stava recando ai castings, e quindi fa molto ridere perché giustamente ha avuto un incidente anche all'inizio del film. E la sceneggiatura è stata pensata, allora, discussione da Reddit. La sceneggiatura del film è stata pensata sul set di Twin Peaks. Voi sapete cos'è Twin Peaks? Sì. Dopo ve lo spiego in caso... Ora me lo sta dicendo... Ok. E la storia doveva inizialmente essere lo spin-off per un personaggio Sì. di Twin Peaks. E non è vero, Sebastiano Scapinello. Infatti, scherzone c'è scritto. Ci ha pensato per 10 minuti. Ho detto, Te l'ho ha detto, alzata questo questa. film potrebbe essere effettivamente uno spin-off. Però, se prestiamo particolare attenzione ad una scena del film, quindi una scena del teatro, si può notare che due spettatrici sono, e qui solo chi ha visto Twin Peaks può capire. Tan tan tan. Laura Palmer E Ronette Pulaski. sì. Invecchiate Per di chi non 10 ha visto Twin anni. Peaks, due personaggi molto molto importanti. Per chi non ha visto Twin Peaks e avesse voglia di recuperatelo è Maratona Twin Peaks Maratona da Twin Genze? Peaks, lo facciamo. Twin Peaks è diciamo, grazie a Twin Peaks, È nato Genze. tutte le serie belle che vedete oggi cioè, esistono. Da amante di Twin Peaks mi sento di dissentire. No, invece, io Grazie mi sento ai di dissentire. confini Da della amante, realtà. da amante tuo mi sento di dissentire. No, vabbè, Sto scherzando, no, hai ragione. è stata una serie Scapinello. iper influente in 1000 punti di vista. vabbè. Yes. Faremo maratona qui un giorno, prima o poi. Che già c'è stata Già c'è stata, Già c'è fun stata. fact, però c'erano 3 persone, mi hanno detto, anni fa. Andiamo avanti. Analisi tecnica in velocità da parte di Go Carlo. Vabbè, io non ho Ma preparato niente. forse possiamo fare una cosa perché E comunque questo film è un capolavoro, per cui Allora, noi non diremo una parola. noi di non, questo esatto, film, noi non diremo una parola. Niente. Questo film è un capolavoro assoluto. È un capolavoro e basta. Però Regia, luci, potremmo quadri fare pure. una cosa perché anche ci dicono di Di stringere. Due cose. Per fare l'analisi tecnica. Ah, ok, perfetto. Però potremmo Potresti dirle tu, però non so. io volevo dire una cosa di questo genere, che magari potremmo, prima di poi passare la palla a tutti gli altri, perché anche chi se ne frega delle cose che diciamo noi, cioè io e lui, perché Strap in realtà starei ore ad ascoltarlo. No, potremmo magari intanto, perché quanti hanno visto questo film per la prima volta oggi? Alzate le mani, grazie. Una bellissima, una grande fetta. Cioè, questo film è su molti livelli, no? Gioca su molti livelli, quindi magari potremmo inizialmente parlare brevemente del livello più superficiale, tra virgolette. Yes. Cioè no, superficiale nel senso letterale, no? Che è un po' di quello della sceneggiatura, di che cosa succede durante il film e già cercare di sbrogliare questa matassa. Poi c'è un livello superiore, parodistico e anche di critica, diciamola così, Altro che. a uno star system, a Esatto. un'industria cinematografica, eccetera. E poi c'è un livello ancora maggiore, ancora superiore, che è un livello che sposa benissimo un innovativo e magistrale utilizzo della tecnica cinematografica, quindi meticolosissimo e super creativo e coraggioso in alcune scelte, che si fonde con delle sensazioni che sono totalmente subconsce e che si rifanno al sogno, no? Esatto. All'inconscio Sì, l'unica della mente cosa- umana. Quindi io magari dividerei così il Sì, nostro intervento. possiamo secondo me andare così, e infatti l'unica cosa strettamente tecnica da sapere sul film non è proprio tecnica, è solo, come dire,
sottolineare il fatto che Lynch ha un controllo perfetto di quelli che sono dei tempi interiori, cioè tutto quello che è onirico, che è sognato, in qualche modo lui lo sa restituire sullo schermo benissimo, e vuoi per il suono che è completamente, ne parlavamo prima, Strabordante, cioè che non segue esatto. il montaggio delle immagini, Esatto. ma cioè è secondo me almeno è la vera traccia Esatto. È narrativa di questo l'elemento film, principale certo. del film probabilmente è proprio il sonoro. Le immagini seguono con questa qualità estremamente trasognata, cioè in cui e poi, infatti non è tanto interessante poi capire se si tratta di carrellate soggettive, semisoggettive, cioè il punto è che tutto quello che si vede è restituito secondo la logica del sogno, quindi tutto quello che si vede ha questa qualità estremamente onirica. Ecco, Esatto. ed Perché è appunto l'unica che cosa direi. che cosa succede in questo film? È un tema Magari anche ricorrente. cerchiamo di fare un po' di chiarezza più o meno su cosa succede in questo film. È necessaria questa cosa? Assolutamente sì. Cronologia. Cronologia. Allora, lo faccio io? Oh, aiuto. Beh, Immagina ritrovarsi a spiegare un cioè, film di Lynch. stupenda. Stupenda Sì, questa proviamo a cosa. farlo Possiamo fare tutti questa insieme. cosa, sì. Chi di voi pensa di voler condividere con le altre persone un po' cosa ha capito di questo film, nel senso di che cosa ha vissuto, Sì, ma cosa ha apprezzato? Il bello è che non ci sono risposte giuste e sbagliate. Esatto. Sì, esatto. Da un punto di vista magari un po' più narrativo, diciamo. O se nessuno vuole lo facciamo noi senza problemi. Luca, metti... Abbiamo preso Oh, shit. 2 o 3 immagini del film. Ecco, questa qui, la parte della scatola. Quando la scatola viene aperta. Questo è il momento fondamentale. Esatto. Crocevia. Secondo voi cosa succede da questo momento in poi nel film? Ah, è vero. Nel momento in cui la Bellissimo. scatola viene aperta, nella scena del film, cioè secondo voi succedono delle cose, cioè è come se il regista stesse iniziando a dare una spiegazione, più o meno, a quello che è avvenuto prima dell'apertura della scatola. Almeno questo è quello che è parso a me. E non so se avete qualche idea da condividere dopo questa scena. Allora, a me viene da pensare, cioè, allora, penso che, non so se dico una cazzata, però penso mi sembra abbastanza chiaro che questa scena divide a metà il film, cioè tra una parte prima che reputo sogno e quant'altro, immaginazione o quello che può essere, e una parte di realtà, credo, perché okay, non ne sono sicuro al 100%, ma... E secondo me, come penso sia accaduto magari a tanti nei sogni, che spesso quando si arriva a un clou, indipendentemente da quale sia, ci si sveglia. Cioè qui si è partiti con quell'incontrarsi in maniera anche abbastanza singolare, ok, in casa, e subito vanno a vedere, c'è sta valigetta piena di soldi e sta chiave, che subito mette uno dei primi grossi interrogativi, credo. E ok, ho trovato un po'... cioè, non ci ho trovato un senso nel come e perché è arrivata questa scatola, forse semplicemente per dare un senso a quella chiave iniziale e quindi arrivare a quel clou in cui, ok, adesso ti dico tutto e no, ti svegli, cioè, e torni alla realtà. Io l'ho vista un po' così, però cioè, non ne ho idea. Sì, diciamo che siamo sulla strada giusta. Bene, cioè, quella è un po' come se andasse tutto a ritroso per lo spettatore che poi si trova a dover decifrare un po' quello che, soprattutto quello che vede, quello che i personaggi, no? Perché poi le sensazioni, secondo me, sono abbastanza trasversali. Però assolutamente questo momento della scatola è un po' lo spartiacque di quello che succede, perché appunto molto brevemente diciamo c'è questa ragazza, questa donna, la protagonista insomma, Diane/Betty, che appunto è un'attrice, come abbiamo detto prima, non troppo realizzata, e vive con sicuramente dei demoni interiori che sono dati, comunque può essere l'aspettativa dei genitori o comunque di due figure
genitoriali, l'amore non ricambiato verso una donna che appunto è innamorata del regista che non le dà il ruolo che vuole, ok? Quindi lei è, diciamo, intrappolata in questa vita che non la soddisfa e quindi Sogna. e quindi sogna, nel senso che tutto quello che è successo prima di questa scatola, se riusciamo o non riusciamo a darci una spiegazione, perché alcune cose sono così e basta, è diciamo tutta una sua trasposizione di quello che è la sua vita. Quindi se nella sua vita non riesce a conquistare o ad avere una relazione stabile o anche alla luce del sole con quest'altra donna, nei suoi sogni ce l'ha. Ma perché poi oltretutto si vede la specularità Certo, della certo, cosa, assolutamente. perché nella realtà lei è la persona in difficoltà, cioè non sta avendo una carriera, Camilla Sì, ce l'ha, esatto, è una esatto. figura dominante, Mhm. mentre al contrario lei è l'indifesa, ha perso la Sì, 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 memoria. Ma esatto, sia Lei dal punto di invece è- vista personale di questo personaggio che nei rapporti con gli altri, che andando sempre più su anche nel rapporto con tutta questa industria cinematografica che diciamo è a tal punto malata questa industria che appunto lei si immagina una grandissima cospirazione, questa sorta di mafia, di super mob gigantesca che appunto trucca i provini e come si Il può regista dire, ha una vita il del regista cazzo, viene intimato di oltretutto. scegliere questa, cioè questo è il suo modo di dire ok, io non ho un ruolo da protagonista per questi motivi qua. Esatto. Quindi Il regista è una brava persona, il regista è una brava differentemente persona. Esattamente. è Esattamente. integerrimo moralmente. Poi però ovviamente una vita di in tutta questa parte del sogno ci sono cose che hanno senso, cose che non ce l'hanno dal punto di vista narrativo, però diciamo questo è tutto quello che c'è. Dopo la scatola appunto vediamo un po' quella che è la sua vita e capiamo bene i salti che La ha scatola fatto è la lei. sveglia, La praticamente. scatola è come se fosse una sveglia, esatto, perché i personaggi che magari nel sogno avevano un ruolo nella vita reale ne hanno un altro. Comunque poi diciamo nella parte della vita reale non conserva una lucidità totale al 100%, no? Comunque ha delle visioni, comunque, tanto che poi alla fine si suicida per l'angoscia, la pressione che sente, le persone che vede. Sì, Ok. quel colpo di pistola che viene lasciato così e sembra essere sparato nei confronti di queste figure che sono Mhm. di questi anziani e in realtà esiste, cioè è lei Certo, che si certo. spara e lei è il cadavere che viene ritrovato dalle due nel segmento Esattamente, precedente. esattamente. quindi- Però adesso magari poi parliamo anche con tutti voi se vi va di questo, però non è, nel senso, secondo me questo non è un film dove è necessario trovare ogni punto, ogni cavillo e questo poi ti dà la soddisfazione di dire ho capito il film. Per me non è questo. Sono d'accordo. Comunque, beh basta, io anche non dico No, più beh, niente. abbiamo perché- già spiegato anche il punto successivo che è dato dall'immagine del teatro, che è un po' la specularità appunto tra le due protagoniste, prima dell'apertura della scatola e dopo. E molto probabilmente durante il sogno, ecco, c'erano degli indizi che facevano intuire alla protagonista che qualcosa non era proprio ok. Tipo quando lei comincia a tremare dopo aver visto la scena al club Silenzio, dove non Scusami. c'era la musica veramente, Esatto, era cioè, tutto un e nastro. il film e soprattutto nella prima parte è disseminato di momenti dove c'è un gioco di questa cosa, c'è Esatto. quasi un meta racconto, no? Lei tantissime volte dice, adesso vabbè, poi sono cose da iper nerd quando vedi tantissime volte questo film, però lei subito dice feels like a dream place. Questo qui e il presentatore del teatro dice è tutta un'illusione. Esatto, È cioè te lo pieno di sta robe spiegando, così, sì. sta provando a dirti c'è qualcosa che non va, anche quando la cantante comincia a cantare, Sì, sì. e però non sta cantando veramente, capito? È un'illusione, stai vivendo un sogno e da quel momento lì lei capisce e fatalità si trova alla scatola blu. Mm. Cioè, poi il tema del sogno, vede l'inconscio, sono cose che Lynch utilizza continuamente all'interno dei film.
stiamo vivendo all'interno di un sogno grazie a Luca Antonello. Grazie Luca per animare le nostre serate. Beh, diciamo che voi volete dire qualcosa su questo primo magari punto? Io Filone? sono cioè nel senso io non... Fare l'avvocato del diavolo, cioè perché allora era la seconda volta io che vedo il film e cioè in entrambe le volte in realtà devo dire ci ho capito poco, cioè me lo sono goduto, ma appunto è tutto un incastro di cose. Però posso dire che forse l'ipotesi, nel senso un po' la cosa del sogno così, cioè non lo so, mi stona un po', cioè la trovo un po' una semplificazione, nel senso, cioè ci sta, no, è sacro, cioè nel senso gira tutto, in effetti quando l'avete detto ho detto ok, adesso ha più senso. Però secondo me ci sono, come comunque dicevi tu prima, Seba, talmente tanti livelli che forse, come poi diceva anche Strap, più che di sogno, a me verrebbe più da parlare di inconscio, cioè non è tanto un sogno che fa la protagonista, è come se fosse la trasposizione delle proiezioni, ma dentro di sé, cioè alla fine il fatto che, non so, cioè il sogno lo trovo un po' riduttivo come concetto, cioè nel senso come spiegazione, non so come dire, ma Altro è una roba fun che fact, penso io. su Reddit ho letto una teoria, cito nuovamente Reddit, sponsor, non so se fa da sponsor. Magari. Reddit. Salutiamo in ogni caso con molta devozione e gentilezza. Una teoria simpatica che diceva che in realtà tutta la prima parte e anche la seconda vabbè, fossero la rappresentazione degli ultimi istanti di coscienza, quindi tipo dell'esplosione della coscienza della protagonista poco prima della morte, cioè tipo Sì. cioè, perché no? E perché no? Perché no, esatto. Che poi la protagonista insomma è questa Diane Selwyn, in realtà ma è Betty, è Diane. secondo me almeno, cioè è lei la figura centrale che proietta poi, cioè ha varie proiezioni nella prima parte. E se fosse la cameriera? Beh no, ma quello è interessante perché si scambiano. C'è lo scambio da cui, sì, è molto bello. Tra l'altro il bar in Sunset Boulevard, che è uno dei riferimenti del film, secondo me, Viale del Tramonto, probabilmente è stato uno dei film che Lynch ha tenuto presente nel fare questo tipo di operazione, che per l'appunto poi si risolve, cioè non si risolve, però diventa una critica, come si era detto, allo Star System, esatto, esattamente come lo era il film di Billy Wilder. Oltretutto, la stessa atmosfera decadente, qualche elemento di noir, qualcosa che ritorna anche da quel punto di vista, però sono delle tracce di genere che lui trasfigura completamente, infatti sono completamente mediate dalla sua sensibilità onirica, da questo tipo insomma, il termine inconscio mi sembra molto corretto per parlare di questo film e probabilmente, cioè, anzi sicuramente è il perno, ecco, certo. Cioè, non so, il sogno sì, però non mi convince del tutto, non lo so, secondo me c'è un qualche cosa di più troppo riduttivo parlare di sogno. Cioè, sicuramente non cioè, so. il sogno diventa qualche cosa di, come dire, diventa un espediente per poter giustificare quello che accade nella prima parte, però non è che la seconda sia meno influenzata da questo andamento bizzarro. Sì, infatti perché sì? facciamo questa cosa, rompiamo. Commenta Yes. David Lynch. Obrigado. No, allora, che carinissima l'idea del sogno, appunto, che il sogno inizi dalla scatola azzurra, e mi è piaciuta anche l'interpretazione della sveglia. Difatti ho detto, intanto appoggio giù la mano e dopo eventualmente aggiungo. L'unica cosa che mi piacerebbe mettere come ulteriore annesso è che secondo me la scatola è un po' tipo lo step definitivo per accettare la realtà dei fatti da parte di Betty, è il nome nella sua versione del sogno, il suo vero... No, Diane Diane e Betty. ecco, mi sfuggiva il nome. Probabilmente la scatola azzurra è stato il momento, nel momento in cui è arrivata nelle mani di Betty, è stato il momento in cui Diane in realtà era pronta per accettare la realtà dei fatti, quindi che non esiste una mafia invisibile che fa male al regista, che non le dà un ruolo, al fatto che lei ha effettivamente fatto del male a una persona che amava, tant'è che anche il sicario a contratto gli dà una chiave blu, perché proprio secondo me è come una specie di grillo parlante che ti dice: ok, tu sai quello che hai fatto, sai che quando sarà ora dovrai accettare la realtà dei fatti, che è aprire la scatola. Dopo vorrei capire il perché nel sogno la scatola è triangolare mentre invece nella realtà probabilmente la chiave è triangolare, mentre invece dopo la chiave che gli dà è effettivamente una chiave.
però potrebbe essere anche un che del fatto che noi sogniamo cose strane per cose normali, mondane nei sogni, non lo so, però carino. Poi Blue Velvet, non so. Beh, sembra una stronzata, però magari... Non lo è. Comunque io mi sento molto male in tutto questo perché io amo... no, nel senso... io amo alla follia questo film. Però le prime volte che l'ho visto è... La seconda te andare piano. Cioè, la prima volta che ho visto questo film, cioè non l'ho capito, non mi è piaciuto, cioè proprio quindi adesso, e tutti quelli che dicevano, oh mio Dio, vecchio questo film, cioè linciano, bro, incredibile, e io ero tipo, ti odio, ma che cazzo vuoi, cioè odio tutto quello che rappresenti, e adesso io sono quella persona lì, e probabilmente le persone che hanno visto questo film per la prima volta, però vabbè, ci sta, cioè nel senso... Mi accollo di essere io adesso lo stronzetto. Scusa, visto che ho il microfono, certo, e visto che per me è la prima volta e adesso invertiamo le parti. Allora, io ho chiesto a Strap prima, mi ha dato una risposta che mi ha soddisfatto, però vorrei anche la tua. Nella scena del tizio, quella tragicomica dove entra e ammazza il tizio e poi ammazza tutti gli altri di fila, prende un libro nero. Strap ha detto che dentro il libro c'era l'elenco dei sindaci di Bassano. Io gli credo sulla fiducia perché so che lui conosce personalmente Lynch. Però vorrei altri pareri su questa cosa. E questa è una domanda che metto qui a chiunque voglia, non lo so. L'altra cosa è, hanno un senso i colori, immagino, che c'è un sacco di utilizzo di blu e rosso. E so che a Lynch piace molto il blu perché ci ha fatto Blue Velvet. E il rosso non so se ha fatto... Cos'è che hai detto prima? Red continuamente presente. No, ma quindi quel libro nero, cioè, no, è un sogno e quindi mettiamo cose. Non lo so, chiedo. Posso dare una risposta terra? Posso dare una risposta proprio... Cioè, uno, volendo, potrebbe anche ritenere che tutta una serie di segmenti inseriti nel film, perché no? Cioè, dovendo avere questo film una genesi televisiva, fossero dei punti di partenza di cose che poi si sono trasformate. Cioè, tra l'altro ho letto questa cosa e sembra che quando con l'ABC, che è un'emittente televisiva statunitense, lui doveva fare questa operazione che non è mai andata in porto, sì, lui l'abbia dovuta interrompere e tutto il mobilio del film, tutte le scenografie, eccetera, siano andate di fatto distrutte, cosa che non succede mai perché di solito in una produzione seriale le major conservano meticolosamente tutti gli ambienti, suppelletti, tutto quello che viene usato per il film. In questo caso non è stato fatto perché evidentemente l'ABC aveva fatto naufragare il progetto completamente. Quando poi i francesi sono subentrati per finanziare, cioè chiedendogli di... Chi? Alain Sard, produttore francese, che ha finanziato il completamento di questo film. No, dico, quando c'è stato un ampliamento del film, lui si è trovato nella circostanza di doverlo reimmaginare, quindi chi lo sa che tutta una serie di cose non fossero eredità di una precedente genesi del film e poi siano state fatte combaciare con qualcos'altro dopo. Questa è una cosa, cioè sono degli elementi residui. Sì, qualche cosa che risale a una genesi precedente, non lo so. Però siccome tutto si può immaginare all'interno dell'immaginario di Lynch che è labirintico, ci mettiamo anche questa, così andiamo perché no? Ad aggiungere altra Anzi, lui ha... È buona la spiegazione di Strap, secondo me. No, mi sarò sbagliato. Sì, parati il culo adesso, poi... No, però effettivamente Lynch l'ha detto. Era il Death Note. A quanto pare Lynch ha proprio detto che il fatto di aver dovuto interrompere la produzione di quella prima parte l'ha obbligato a reimmaginare l'intero film, quindi chi lo sa cosa si è perso e che cosa è stato invece recuperato in seguito. Rimarrà un enigma, però Lynch ci piace proprio perché non è perspicuo, cioè nella sua oscurità è sempre fecondo, però ecco. Poi non è una vera oscurità perché fa ridere, cioè...
Quelle sequenze in particolare facevano fa riderissimo, sì. Anche se i personaggi fanno una fine di merda in tutte quelle però... È lui che dovrà far fuori la tipa della foto, no? Esatto. Sì, che poi viene pagato i soldi che... In realtà al contrario è tipo un sicario ma infatti, fallibile. scusami se ti interrompo, è che appunto secondo me è una possibile interpretazione del fatto che questo sicario cerchi di rubare un libretto nero facendo una strage praticamente, è il fatto che tutte le persone che appaiono nella vita di Anne sono persone se non competenti ma comunque realizzate, e che quindi lei probabilmente ha lasciato uno spazio nel suo sogno per immaginare che il killer che ha soldato non è una brava persona, è un incapace stupido, e che quindi questa cosa la consoli un po', perché dice effettivamente Lei lui si sente in colpa perché sicuramente il tipo è andato a segno. esatto. Esattamente, tant'è che anche la stupida scena del fatto che lui alla fine ha la ragazzetta che probabilmente è una prostituta di cui ruba soldi, non lo so, che però tratta come un oggetto, che invece lei è lì che le fa tutte le coccoline eccetera, ed è proprio un maschilista osceno, brutto, quello che volete. Secondo me e lei è bionda, quindi molto simile all'attrice, è come dire ok, è lui il male, io non avrei mai fatto del male alla ragazza che amo, è stata una scelta sua, cioè quindi un modo anche un po' per coppare quella scelta che ha fatto. Dopo fa molto ridere quella scena. Oh man, l'ha detto 1000 volte, ma Sembrava veramente sbregato. aveva un che di tarantiniano. Anche un po', sì, molto pulp come scena. Questo immaginario pulp comunque c'è in Lynch traslato. No, ma ci sono alcune scene anche in altri film Sì, effettivamente esatto, che Cuore richiamano. selvaggio. Vabbè, Cuore selvaggio. Ok, facciamo io esatto, starei su questo versante e poi se c'è tempo facciamo magari la scena di Winkies, se c'è un 5 minuti extra dalla regia, se ci dicono facciamo quello, però prima se ci sono interventi, cose... Ho scoperto che c'è stato un intervento francese comunque per questo film. In che senso? No, vabbè, lasciamo Non stare. esisterebbe Inland Empire se non ci fossero stati i francesi. Cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto di questo Sto film? rivalutando le mie posizioni nei Yes. confronti della Francia. Comunque va bene. Amano Let's il cinema go. comunque. Però apprezzano anche il cinema italiano. Un beso. Un bisou. No, aspetto che finiate. No, stavamo parlando tra di noi. No, in realtà non lo so, ci sono tantissime cose da dire su questo film, quindi non saprei neanche da dove cominciare e per dirle tutte probabilmente sbrodolerò e non dirò neanche tutto quello che voglio, però no, tendenzialmente sì, insomma anch'io come interpretazione do un po' questa cosa delle due parti, quella più onirica e quella reale. Anche se secondo me la cosa più bella è che non c'è la risposta giusta o sbagliata, quindi il fatto che anche lui sia partito magari da un episodio pilota di 90 minuti e poi l'abbia dovuto cambiare, ci dà quella possibilità di dare delle interpretazioni, cioè dà allo spettatore la possibilità di interpretare come vuole quello che sta succedendo. Poi ovvio che devi saperlo fare, quindi sei David Lynch, lo fai magistralmente e mi dai tutti gli elementi per poter dare delle interpretazioni. A me quello che è piaciuto di più cioè sono sia i vari livelli, quindi ok, puoi avere la parte così di sogno che va a pescare dalla tua vita tutta una serie di personaggi a cui dai un'identità diversa, un ruolo diverso, non so. Capita a tutti che magari ci sia, stanotte ho sognato che andavo a bere il caffè con mia mamma, ma mia mamma non era mia mamma, era Beyoncé, cioè faccio per dire, cioè una cosa assurda e lo facciamo sempre tutti. E poi mi piace c'è comunque sempre un rimando all'identità, al cambiare identità. Anche lei all'inizio, nella prima parte, dice spesso Betty, quando è Betty, non lo so, ma sì dai adesso chiamiamo la polizia dal telefono in modo anonimo, tanto è bello fare finta di essere qualcun altro. Oppure c'è la parte in cui quando Rita dice non lo so, ma io non lo so chi sono, qual è la mia identità, non mi ricordo chi sono e così via. Quindi c'è tutta una parte di ricerca dell'identità o la volontà di essere qualcun altro. Poi c'è tutto il piano della finzione della realtà, dal fatto che comunque si sta parlando di attori, attrici, il mondo del cinema, che già solo quello è inscenare qualcosa, e alla scena del teatro dove lui dice sì, non c'è l'orchestra, sì, la band che suona è tutto registrato, quindi c'è sempre il piano di cos'è realtà, cos'è finzione. E adesso concludo, prometto. La cosa che mi è piaciuta di più è che come ci succede quando sogniamo, secondo me
tu puoi anche non aver capito niente di quello che ti è successo o che hai sognato, però quello che ti rimane e che senti proprio nelle viscere è l'emozione o la sensazione che hai provato. Non so, dici, stanotte ho sognato una roba, non mi ricordo cos'era, però so che mi ha fatto stare bene, mi ha fatto stare male, mi ricordo cosa ho provato. E che secondo me è quello che passa da questo film in tutto, dagli attori, dalla trama, dal montaggio, dalle inquadrature, da qualsiasi cosa in questo film. E secondo me, non lo so, mi ha fatto venire in mente, così do anche così un consiglio, non di visione ma di lettura. Uno dei miei film, sì, dei miei libri preferiti è La schiuma dei giorni, di cui hanno fatto anche un film che però cioè è di Gondry, quindi sarebbe bellissimo, però io sono più legata al libro e quindi vi consiglio di leggere quello, Boris Vian, sì, dove praticamente tutto quello che succede è assurdo, cioè niente di quello che leggerete può succedere veramente, sono delle cose incredibili e assurde che però sono tutte trattate come se fossero vere. E quello che ti rimane fino in fondo è l'emozione, i sentimenti che provano tutti i personaggi. Quelli sono iperreali, il resto è tutto completamente surreale. Grazie. Ottimo consiglio, Grazie a voi. grazie. Un applauso. C'è una mano alzata là in fondo. Potevo andare io, ma... No, va bene. così. Io vorrei capire, non so se sia uno spoiler degli indizi che ci sono, ma il nano di Twin Peaks, ma chi cacchio fa? Cosa fa dentro il film? È lì. Chi è? È là. Non fa nient'altro. È stato messo lì con protesi per le gambe e le braccia, per farlo sembrare di statura normale e per dare la sensazione di star vedendo un essere umano qualunque, ma con la testa più piccola. Esatto. Un obiettivo... Mr. Rourke. Non me lo ricordo. Vabbè, E Luca Antonello scriverà il nome qui. Si può fare. Ha un cognome... Roque. Beh, basta, tutto qua. No, in realtà, vabbè. Cioè lui è la figura, come diceva Sebastiano, probabilmente è la figura dietro a tutti i tramacci che ci sono. Sì, anche perché appunto la sua figura si intervalla tra le chiamate, tra il tizio girato di spalle che dice la ragazza non è stata ancora trovata, bla bla bla, cose. Sì, figo. Forse è una figura simbolica? Cioè è già stato una figura simbolica l'attore, no? All'interno dell'immaginario linciano, se si può dire. E quindi magari anche in questo caso, insomma, cioè, mi smentiranno tutti gli spettatori in differita che ascolteranno questo dibattito su YouTube e andranno a commentare quante cazzate spara quello con la maglia rossa di Twin Peaks, oltretutto. È vero. Cioè, la scena, vabbè. Beh, il nano che era un po' un deus ex machina in Twin Peaks, anche qui in qualche modo lo è. E a Lynch piacciono però questi riferimenti al suo immaginario, quello che alla sua poetica. Quindi, esattamente come non si deve trovare un senso in tutto, perché non mettere dentro qualcosa così, perché ci è caro, cioè è come dire, è un'affezione che lui ha nei confronti di particolari cose che nei suoi film ritornano, esistono. Poi quel personaggio semi-barbonesco che esce dall'angolo della strada in quella sequenza di cui parlavamo prima, che è una signora. Lo so, è tipo un sacrilegio non averla messa, ma non ci ho pensato quando stavo facendo la presentazione perché l'ho fatta tipo 4 settimane fa. No, non è vero, l'ho fatta tipo poco tempo. Forse oggi, non me ne ricordo, non voglio dirlo. Però in quell'apparizione somiglia quasi a un personaggio di Twin Peaks 3, vogliamo dirlo. Andreotti. E qui si entra nella... Quel libro nero allora. E quel libro nero... il libro nero
Cioè, la verità sulla Quaderno morte di Borsellino. No, fermi. Adesso stiamo No, andando comunque, riguardo al oltre. film, una cosa che sono molto d'accordo sulla visione del probabilmente non è un sogno, perché a me sembra molto di più una paranoia costante, cioè Tosta. che lei si rivive e si immagina, perché non lo so, esperienza personale, probabilmente da un sogno sicuramente c'è una sensazione negativa se il sogno è cattivo, se è un incubo, però è la paranoia, è quello che ti fa arrivare poi all'atto finale. Anche se quello che succede all'inizio è la telecamera che si va a schiantare contro un cuscino, quindi da lì capisci che potrebbe essere un sogno. Cioè che c'è questa persona che si addormenta e quindi parte da lì il sogno con tutte le luci smarmellate, e a una certa smettono e c'è tutto il resto. Out per il termine smarmellate di Borissiana memoria, che ci piace tantissimo, grazie. Che Duccio smarmella. È molto interessante. tosta. Delle luci. Il dito puntato. Siamo in chiusura. Non è che siamo in chiusura. Se lo dici tu, possiamo... Se ci sono ancora persone che vogliono commentare, noi non chiudiamo. No, perché il mio era un commento più personale sul fatto che anch'io mi sono vissuto questa fase di essere circondato da gente che usa il termine linciano. No. E quindi sono arrivato qui con qualche concetto su cosa aspettarmi, più a livello musicale, quindi di atmosfere un po' noir e surreali, però poi ovviamente la visione del film è sempre un'esperienza diversa. E volevo citare Francesca Michelin, che la seguo su Instagram. Da Bassano, che salutiamo. Non a caso da Bassano, Bassano sempre del per tornare dramma. alla teoria del libro Bisanzio. Del dramma. che ha postato un memino su Twin Peaks, e quindi anche lei Non c'erano dubbi. anche nella sua musica ha effettivamente questa tematica della provincialità, del provincialismo spesso, che mi sembra ci sia in qualche modo anche in questa Hollywood. Poi volevo dire che la casa dell'attore è uguale alla casa di BoJack Horseman, con la piscina davanti, No, perché ridete? No, perché ci piace tanto anche questo, ma va bene. No, vabbè. Cioè, una serie TV che andava di moda qualche anno fa. E anche quella di denuncia sullo Star System. Alla fine c'era una Diane anche in BoJack Horseman. È vero. Che poi la D, per chi l'ha visto, vabbè non è uno spoiler, la D di Hollywood, no? Che poi loro vivono a Hollywood, perché lui Ah, usa la D, sì. D di Diane. Questa cosa deve essere Vabbè, sentita. questo- Luca per chi non l'ha Antonello, prendi tutto Per questo chi non l'ha visto, microfono. bene, posso dire? Non c'entra un cazzo. Per chi non l'ha visto, c'è questo. Cioè, per chi l'ha visto dirà ok, per chi non l'ha visto dirà che cazzo è sta roba. C'è questo. Cosa? Questo cavallo che a un certo punto della serie TV ruba la D della scritta Hollywood. Cioè, che sta nelle colline di Hollywood e ruba la D. Raga, ruba una cazzo di D gigante. Cioè, non so se è. E poi se la mette a casa, tipo, per dare a questa ragazza che si chiama Diane. Vabbè, io pensavo fosse una roba abbastanza crazy, però. La D è muta, esatto. No, è che abbiamo appena visto un film un po' pazzo, quindi Sì, no, vabbè, gli ci sta. standard sono molto alti. Ci sta. Non era un film pazzo, intanto, era un film. Linciano. Sì. Va bene, forse io non so cosa dobbiamo fare, però guardo Luca, ma Luca non sa neanche. Quindi decidiamo noi. Volevo consigliare un disco dei tizi di Bologna che hanno si autoproclamano di fare lynchcore, quindi anche ancora questo abuso del termine linciano. In realtà fanno jazz noir con
con degli intermezzi urlati, non tipo black metal, ma tipo come semplicemente una persona che urla cose, abbastanza simile alla scena in cui ci sono i vecchi che urlano in questo film, così a caso, tipo in mezzo di una canzone di 5 minuti, tutta lenta, jazz, cose così, poi a un certo punto si mettono a urlare. È un disco stupendo, si chiama Una specie di ferita dei To Die on Ice e basta. Questo. Grazie. Chiudiamo. Allora, qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? No. No? Ok. Prima, se avete notato, ho messo gli indizi per risolvere il mistero direttamente da David Lynch. Spero li abbiate letti tutti. Per chi è in differita si possono trovare su internet, quindi nessun problema. Andiamo avanti. Abbiamo saltato. Ah, lo faccio io, cacchio, perché questa volta non Dobbiamo c'è tempo. farlo. Vabbè, saltiamo una parte che a me era molto cara, però. No, ci puoi sta. farlo. No, basta. Tanto caro ci fu quest'ermo colle. Tanto caro ci fu quest'ermo colle. Dica. Dove la D non c'è. È muta. È muta. No, io non me la sento di fare queste cose, lo lascio fare a Margherita. Questa cosa qua. 3, 2, 1, via. Se vi è piaciuto Mulholland Drive, amerete. Tac. Io non ne ho consigliato nessuno comunque. Abbiamo la salsa. Allora, Perdiamo partiamo. altro pubblico consigliando questi film? Può o essere. guadagniamo? No, io non so dirlo. Allora, partiamo. Andiamo veloci, ragazzi. Partiamo dall'inizio. Duel di Jacques Rivette. Rivette è un regista francese della Nouvelle Vague e in questa fase della sua vita, cioè la fine degli anni 70, ha fatto dei film che tutti quanti hanno ricollegato in qualche modo a Mulholland Drive e a Lynch. Uno è Duel, l'altro è Céline e Julie vanno in barca, si chiama così questo film, e tutti e due questi E film... finché la barca va. Lasciala andare finché la barca va. E sono dei film stranamente rassomiglianti a Mulholland Drive, effettivamente, perché ci sono due personaggi femminili in entrambi e un mistero da risolvere. La prima parte di questo film in particolare è incomprensibile, nella seconda migliora, esattamente come in Mulholland Drive, anche se qui viene sollecitato molto di più il fantastico. All'inizio sembra un noir, poi diventa qualcosa di totalmente strano e molto interessante a chi ama le sceneggiature bizzarre, scombiccherate, piene di postmoderne, insomma, diciamo. Usiamo questo termine impegnativo. Poi abbiamo Possession di Zulansky, del quale abbiamo già proiettato le nostre notti sono meglio dei vostri giorni. Possession è un film malatissimo. Cioè Un film che Lynch ha apprezzato. Sì, esatto, chissà come mai. Possiamo dire che c'è una persona che va a letto con un calamaro, diciamo questa. Sembra un film giapponese, ma non è un film giapponese. È un shout out ai calamari. Il calamaro l'ha fatto Carlo Rambaldi, comunque. L'ha fatto Carlo Rambaldi, il calamaro. Io lo chiamo calamaro, però non so cosa sia quella bestia che si vede a un certo punto con cui lei va a letto. Comunque il film è molto interessante. C'è di peggio comunque. C'è di peggio, sì. diciamo. Per chi è da Rossano Veneto, insomma, sappiamo quello che è successo. Okay. Inseparabili di David Cronenberg, altro mostro sacro. Grandissimo. Qualcosa sicuramente che coinvolge un effetto pratico e le viscere. E degli strumenti ginecologici alquanto bizzarri. Questa è una sequenza del film molto strana in cui si mostrano delle... Inland Empire di David Lynch, un film di 3 ore praticamente, dove si pesca nell'inconscio citazioni. veramente, ci sono delle citazioni ovunque e come in Mulholland Drive non c'è cioè l'isolato in realtà comunica con tutto probabilmente. Si con può dire qualsiasi tipo di che cosa. è uno dei film più linciani. È forse il film più linciano di tutti, diciamolo. Non lo so, forse sì. E si parla, c'è una critica comunque allo Star System. No, non C'è proprio, il film però nel film. Si parla di Hollywood comunque. Si parla di Hollywood, si parla della Polonia, stranamente. Sì. Si parla di tante rime interne che non si sa esattamente dove... Cioè è un film assoluto, stranissimo. Ed è il primo film di Lynch girato in digitale, Ed è il oltretutto. primo film di Lynch girato in digitale. Consiglio che non c'è qui, ma che possiamo dare
successivamente. Twin Peaks. Let's go. Twin Peaks. Grazie, ci vediamo. Però questo è il primo film su una rassegna del doppio in cui è il film ad essere doppio e non i personaggi. Quindi abbiamo fatto un buon lavoro. Ne volete di più? Ne abbiamo di più la prossima settimana. Gli appassionati di Venezia, a chi piace Venezia, il film della settimana succede, e non solo, il film della settimana prossima potrebbe dire qualcosa.